Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tantissime le notizie, come sempre, dalla nostra regione. La cronaca, tutte le ultime news dal territorio già preparate, già trasformate in servizi dalle nostre redazioni, i temi dell'attualità dalla siccità al caldo, passando per la politica e per tante altre situazioni che si vengono poi a creare nella nostra regione, possono avere anche rilevanza nazionale. Ne parliamo nel Focus TG, tutti i servizi. Allora, cominciamo con la cronaca. Questa estate, ma insomma già il 2022 è stato un anno decisamente funesto sotto il profilo degli incidenti stradali, ma quest'estate davvero sta portando all'attenzione del pubblico una serie di schianti, alcuni dall'esito mortale davvero impressionante. Ce n'è stato un altro questa volta in provincia di Rovigo, vediamo. Una serata in compagnia di amici che si trasforma in tragedia, l'ennesima. È morto così il giovane papà 36enne Mattia Guarnieri di Bergantino nel Rodigino. Lo schianto fatale nello stesso paese, a poca distanza da casa dove ad attenderlo c'erano la moglie e il figlio piccolo. Mattia, tecnico manutentore alla Bormioli Pharma, era uno dei due passeggeri della BMW condotta da un 28enne trevigiano di Farra di Soligo. In auto anche un 35enne di Melara. Poco dopo le 23:30, improvvisamente e per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l'auto è uscita di strada ribaltandosi. Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo a Guarnieri, mentre i due amici hanno riportato ferite lievi. Sotto shock e disperati hanno chiamato i soccorsi, ma era già troppo tardi per il giovane papà. E adesso andiamo a approfondire una vicenda di cui abbiamo parlato diffusamente qui nel Focus TG, nei nostri telegiornali, la tragedia di Revine Lago. Vi ricorderete, una bambina aveva perso la vita nelle acque del lago, sarebbe morta per annegamento. Questa è la prima indicazione che arriva dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della bambina ucraina di 7 anni che qualche giorno fa era in gita con il Grest di Vittorio Veneto al lago di Revine. L'esame autoptico non esclude comunque il malore. Per avere risposte definitive sarà necessario attendere l'esito effettuato sui tessuti prelevati sui resti. Non si sa ancora con certezza nemmeno quanto tempo la bimba, che non sapeva nuotare, sia rimasta sott'acqua prima che il corpo fosse ritrovato. Ricordiamo, prima da 2 turisti francesi, poi recuperato da un vigile del fuoco che abbiamo intervistato pochi minuti dopo il tentativo di salvataggio. Abbiamo ancora il vivo ricordo dell'emozione, della disperazione di questa persona che ha provato davvero a far di tutto per salvare la piccola. Un aspetto importante per accertare eventuali responsabilità riguardano 5 persone che a vario titolo facevano parte del Grest, che sono indagate con l'ipotesi di reato di omicidio colposo e omessa vigilanza. Naturalmente, se arriveranno altre notizie riguardo questa tragica vicenda, ve le daremo qui nel Focus TG. Adesso andiamo a Noventa Padovana, paura a casa di Alex Zanardi, si è incendiato il tetto probabilmente a causa dei pannelli solari o fotovoltaici, ore di apprensione in paese. Qui a Noventa abbiamo sentito circa alle 17 su per giù sirene spiegate, quindi vigili del fuoco e quant'altro, quindi anche penso carabinieri, che non si capiva cosa fosse successo in quanto c'era parecchia confusione, e abbiamo capito che c'era un problema nell'abitazione di Alex, purtroppo, e che lui chiaramente, essendo collegato con le macchine, poteva creargli dei problemi. Tutta Noventa con il fiato sospeso, appena compreso che il fumo nero, gli avai dei mezzi dei vigili del fuoco e dei carabinieri era diretto alla casa di Alex Zanardi, che qui conoscono e amano tutti. Il cittadino di cui si va fieri e che tutti insomma lo conoscono, lo devono ringraziare, perché porta Noventa comunque come paese, è un paese di 12.000 anime, ma che comunque le porta un po' in giro per il mondo dal punto di vista insomma della notorietà. Tutti raccontano della sua gentilezza, dei cordiali saluti, degli occhi azzurri che si illuminano, della paura dopo l'incidente, della felicità per il ritorno a casa lo scorso Natale. È una persona cordiale, amabile, che comunque si fa voler bene, quindi non è la persona che magari è nota, però che viaggia magari a 3 metri di altezza e
Lui è uno che sta con tutti, sa stare con tutti e quindi direi che è amato da tutti. Comprava il giornale qui? Sì, è un nostro, ci viene a salutare, ogni tot viene qua a prendersi, soprattutto robe di motori. Tutta Noventa padovana continua a tifare per Alex Zanardi, un grande uomo prima che un grande campione. Noventa purtroppo è da un po' che è sempre in apprensione, ma comunque si spera che le cose migliorino un po' con il tempo, perché l'unica via di uscita è il tempo e poi chiaramente i medici e la medicina. Avremo un collegamento poi nel corso della nostra informazione con la nostra redazione padovana, con Chiara Gaiani che ci aggiornerà sugli esiti di quello che sta accadendo a Noventa padovana. Anche il paese giustamente è in grande apprensione per l'amato campione. Andiamo adesso nel Vicentino, andiamo nella zona di Montecchio, dove gli agenti della polizia locale sono letteralmente a caccia dei responsabili dei fuochi d'artificio che avrebbero potuto creare davvero grossi problemi. Montecchio Maggiore. Polizia locale dei Castelli a caccia dei responsabili dei fuochi d'artificio accesi venerdì sera fuori dalle mura. Un gesto considerato dal sindaco Gianfranco Trapula gravissimo, visto il periodo di siccità e i rischi incendio per la vegetazione secca e abbondante che c'è in prossimità della zona. A lanciare l'allarme erano stati i residenti ed è scattato il controllo da parte degli agenti che ora stanno visionando le telecamere per la videosorveglianza a caccia dei responsabili che rischiano la denuncia. Adesso una vicenda che ha dell'incredibile avvenuta nell'Alta Padovana, una vicenda che parte da uno scambio, pensate, di salme all'obitorio. Alle 10 di ieri mattina, 1 agosto 2022, il signor Cappellaro riteneva, o meglio era presente al Camposanto per rendere l'ultimo saluto alla madre, o meglio credeva di aver reso l'ultimo saluto alla madre e in realtà poi nel pomeriggio ha dovuto recarsi prima dai carabinieri per deporre e per rispondere alle domande dei militari e poi sempre nel pomeriggio ha dovuto recarsi nuovamente presso l'obitorio di Cittadella per il riconoscimento della salma di sua madre. Una giornata dolorosamente incredibile per due famiglie, un figlio che ha sepolto la madre il mattino inconsapevole dello scambio, parenti e conoscenti che in obitorio si sono trovati davanti a una persona diversa da quella a lungo amata, quella accaduta nell'ospedale di Cittadella. Facciamo un passo indietro. Petronilla Signorini, 84 anni, di Tremignon di Piazzola, muore all'ospedale di Cittadella il 28 luglio scorso. Nello stesso giorno muore anche un ottantenne di San Giorgio delle Pertiche. Dopo il riconoscimento da parte del figlio, la signora Petronilla viene accompagnata ieri prima in chiesa, poi al Camposanto di Tremignon per la sepoltura. Tutto bene fino al pomeriggio, quando all'obitorio di Cittadella capiscono il tragico errore. I nostri assistiti comunque, ci aggiungiamo al loro invito, è quello di dimostrare o rammostrare a tutto il personale dell'obitorio dell'ospedale di Cittadella la massima solidarietà per quanto accaduto. Snoccioliamo solo preliminarmente un po' di cifre. A Cittadella sono operativi e lavorano presso l'obitorio cittadino due unità, quindi 2 laboratori contro i 7 necrofori presenti presso l'ospedale di Schiavonia e i 4 necrofori presenti presso l'ospedale di Camposantiero. Ammette l'errore l'ULSS 6 Euganea, che in un comunicato rende noto che all'obitorio dell'ospedale di Cittadella si è verificato uno scambio di feretro tra 2 persone decedute a poca distanza l'una dall'altra e annuncia l'avvio di un'indagine interna. Del fatto è stata informata l'autorità giudiziaria, che in queste ore ha dato nulla osta perché si proceda alla sepoltura di entrambe. Resta da parte delle famiglie e dell'azienda di pompe funebri coinvolta la necessità di fare chiarezza. Ieri abbiamo avuto 2 cerimonie funebri che di fatto sono state in qualche modo fortemente turbate. Usiamo questo termine. La prima celebrata e l'altra in fase di celebrazione. Quindi insomma, diciamo così che ritengo che comunque questa situazione meriti innanzitutto l'individuazione delle responsabilità e secondo me anche una formale scusa nei confronti di tutte le parti coinvolte.
Arrivano altre notizie su questa vicenda. Nel pomeriggio di oggi a San Giorgio delle Pertiche sarà celebrato il funerale dell'80enne scambiata per la signora Petronilla Signorini e sepolta per errore lunedì mattina a Tremignon di Piazzola. Anche i familiari dell'80enne si sono rivolti a un legale per chiedere conto di quanto accaduto nell'obitorio dell'ospedale di Cittadella LUS 6. Ovviamente vi terremo aggiornati, la nostra redazione padovana sta raccogliendo più informazioni possibili su questa incredibile vicenda. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo anche oggi in onda, in diretta, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, abbiamo visto le ultime notizie dal territorio. Adesso andiamo a vedere una notizia di cronaca piuttosto particolare a Monfumo, nel Trevigiano, dove un ristoratore si era visto soffiare letteralmente sotto il naso per lungo tempo migliaia di euro. Nessuno riusciva a capire come facesse il ladro, definito seriale, a entrare in azione e a piazzare il colpo senza essere mai scoperto. Per farlo i carabinieri si sono nascosti nel locale e hanno pizzicato la persona, che è risultato essere anche piuttosto nota al titolare. Vediamo. 5 intrusioni tra settembre ed ottobre dell'anno scorso, con il furto di 12.250 euro tra fondo cassa e offerte raccolte per la Lilt. Poi altri 7 furti nel mese di luglio, che hanno fruttato un bottino di 150 euro. Ben 12 furti in 10 mesi. A subire i ripetuti raid della Dreschi il noto ristorante Da Jerry a Monfumo. Il mistero è che non c'erano segni di effrazione ed il malvivente si è introdotto nei locali del ristorante dalla porta d'ingresso utilizzando una chiave elettronica. Dopo la denuncia del titolare e vista la ripetitività dei furti, i carabinieri della stazione di Asolo hanno organizzato dei servizi di appostamento notturno che alle 4 della scorsa notte hanno dato esito positivo. I carabinieri erano appostati qua su questo tavolo, sotto qua proprio, e lui si è presentato a quella porta che ha provato a scassinare e guardava dentro per vedere se c'era nessuno. Dopodiché non è riuscito, ha fatto tutto il giro della terrazza, è andato sopra, ha preso la scheda magnetica, ha aperto la porta, è venuto giù, si è presentato alla cassa e i carabinieri sono andati là e l'hanno fermato, hanno detto: cosa fai tu qua? E lui mi sembra abbia, non sono sicuro, ma abbia risposto: e voi chi siete? Erano in borghese, naturalmente là è finita la storia, insomma, ecco, dai, a lieto fine per me. Per lui vada come vada, non me ne frega niente. I carabinieri l'hanno dunque bloccato quando stava per arraffare il denaro contenuto nel registratore di cassa, 1.200 euro. Addosso gli hanno trovato anche la scheda elettronica che aveva usato per entrare e che aveva rubato durante un turno di lavoro. L'uomo, infatti, riconosciuto dal proprietario, è un 58enne collaboratore saltuario del locale, che quindi andava praticamente a colpo sicuro, sapendo come entrare e dove il denaro era custodito. Il 58enne è stato arrestato e posto ai domiciliari. Stamane in tribunale a Treviso l'udienza che ha convalidato l'arresto. In attesa del processo l'uomo è stato rimesso in libertà con divieto di dimora a Monfumo. Per il titolare resta l'amarezza che a commettere i furti sia stato un collaboratore. Hai visto quanto lavoriamo noi per riuscire a guadagnare qualcosa e tu ci hai fottuto. C'è chi ruba in ristorante, c'è chi ruba addirittura in canonica. Dopo i furti a Codevigo sono arrivati gli arresti. Furto di un orologio del valore di 300 euro e contante per 214 euro. In 4 si sono introdotti nella canonica della chiesa di Codevigo in via Guglielmo Marconi per rubare. Sono stati però arrestati dai carabinieri 2 donne e 2 uomini, tutti residenti nella provincia veneziana. I militari dell'Arma hanno anche sequestrato il cacciavite utilizzato per scassinare la porta della canonica. Inoltre hanno recuperato la refurtiva che è stata restituita al parroco. Furto aggravato in concorso. Questa l'ipotesi di reato per i 4 che sono stati arrestati e portati in carcere. Gli uomini a Vicenza, le donne a Venezia. Saliamo ora nel Bellunese, dove a causa di un fulmine c'è stato il decesso di una persona molto nota e il ferimento di un'altra.
Un violento temporale, un fulmine colpisce una casa nella prima periferia di Belluno e si abbatte sul quadro elettrico dal quale fuoriesce fumo acre e denso. Un botto violentissimo desta nel cuore della notte il dottor Giambattista Arrigoni, 93 anni, che si alza dal letto per controllare cosa sia accaduto, seguito dalla moglie Paola, di 91 anni. Sono all'incirca le 2 della scorsa notte. La tragedia di lì a poco si consuma nel silenzio, rotto solo dalla pioggia battente. Siamo in via Salce 141, questo è il vialetto che conduce a Villa Arrigoni, lo dice bene, lo indica bene questo segnale. Giambattista Arrigoni purtroppo nella notte è morto a causa delle esalazioni causate da un fulmine che ha colpito il quadro elettrico della sua villa. A scoprire la tragedia questa mattina un vicino di casa che a Villa Arrigoni era atteso per fare dei lavoretti. È l'uomo a dare l'allarme, a far arrivare in via Salce SUEM, Vigili del Fuoco e Polizia. Arrigoni si trova riverso a terra, ormai privo di vita. La moglie Paola Campanaro in cucina, priva di conoscenza, viene trasportata subito al pronto soccorso del San Martino e da lì d'urgenza alla camera iperbarica dell'ospedale di Mestre, dove versa in gravi condizioni. Le esalazioni di fumo risultano fatali anche per il cane della coppia, per il quale non c'è nulla da fare. La notizia fa presto il giro della città e il cordoglio è unanime. Giambattista Arrigoni, stimato dentista, era conosciuto per il suo smisurato impegno nel sociale e nel volontariato. Il Comitato d'Intesa, l'Associazione Cucchini, l'Hospice Casa Tua 2, l'Ospedale Missionario di Wamba in Kenya, il Rotary Club, solo alcuni degli esempi dell'impegno in prima fila di Arrigoni per decenni, con una parentesi politica negli anni 80 come consigliere provinciale e negli anni 90 quando ricoprì il ruolo di assessore ai servizi sociali e vice sindaco di Belluno. Insignito del premio San Martino nel 2004, Arrigoni è stato una figura di riferimento per Belluno, ricorda il presidente della provincia Roberto Padrin, e a lui gli fa eco il sindaco De Pellegrin. Se ne va un pezzo importante della storia del volontariato. Un medico illuminato che da amministratore aveva avuto a cuore la sua città al pari dei suoi pazienti, le parole dell'onorevole Dario Bonda. Un'altra morte difficile da accettare per tutta la comunità, di una persona generosa che lascia alla sua Belluno una grande eredità. Torniamo in pianura, torniamo a Venezia e ritrovate 54 tartarughe in una villa veneziana. Ben 54 testudo Hermanni hanno trovato casa al centro recupero fauna selvatica Il Pettirosso di Modena, al quale i carabinieri forestali del nucleo CITES di Venezia le hanno consegnate nelle mani del responsabile del centro. Gli esemplari, rinvenuti in una villetta in comune di Venezia, erano rimasti senza proprietario, deceduto qualche tempo prima, ed erano temporaneamente accuditi da uno degli eredi. I carabinieri CITES hanno subito proceduto all'identificazione delle tartarughe, tutte rientranti nella specie testudo Hermanni, protette dalla Convenzione di Washington e dai regolamenti comunitari di recepimento della stessa, in quanto specie in via di estinzione. Nasce il Comando Interregionale per la tutela ambientale del Nord-Est, in ballo la lotta alle ecomafie, ma non solo. La prima cosa di cui mi sono reso conto è che a fianco al mondo dei rifiuti e dell'ambiente ci sono tanti soldi, e questo fa sì che automaticamente la materia diventi di interesse per la criminalità comune e organizzata, che è motivo della nostra attività di contrasto. Ha sede in Veneto, ma competenza anche per Friuli, Emilia Romagna e Trentino, il nuovo gruppo interregionale Comando per la tutela ambientale e la transizione ecologica dell'Arma dei Carabinieri, una realtà che coordina le attività investigative dei 5 NOE dell'Italia del Nord-Est, in stretta collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia. A spiegare l'importanza di questo nuovo modello operativo è il generale di brigata Valerio Giardina, alla guida del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica, dal settore delle energie rinnovabili con gli appalti per la realizzazione dei parchi solari, eolici, biogas, fino al ciclo dei rifiuti. Ogni piccolo comune ha il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti, sono soldi dei cittadini quelli, e noi dobbiamo garantire che quei soldi vadano indirizzati esattamente a quei fini, e non è sempre facile che questo avvenga, ma non c'è soltanto quello, che è uno degli aspetti di infiltrazione mafiosa maggiore, non soltanto al sud, ora anche al nord, al centro-nord.
ma c'è tutta la filiera del ciclo del cemento e delle cave. Il fatto che questo assetto specialistico dell'Arma sul Veneto assuma una configurazione più solida, più corposa, è certamente un elemento di valore per tutto il sistema Arma operante su questa regione. Una regione che in tema di ambiente ha sempre posto un'attenzione veramente importante e una grande sensibilità. Molti fondi messi a disposizione dall'Europa, a partire da quelli del PNRR, soldi che possono fare gola ai singoli ma anche alle organizzazioni mafiose. Tra i compiti del comando anche quello di verificare le dichiarazioni non finanziarie sulla sostenibilità. L'Arma dei Carabinieri realizza così un modello anche di lavoro che potrebbe diventare punto di riferimento per tutte le forze di polizia. I carabinieri sono intervenuti nel Vicentino per monitorare la situazione in alcuni cantieri. Ci sono state addirittura 11 denunce e 75.000 euro di multa. 11 persone denunciate e 75.000 euro di multa è il bilancio dell'operazione di controllo dei carabinieri in alcuni cantieri edili dell'area berica. Un'operazione finalizzata alla verifica del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che i militari dell'Arma stanno eseguendo periodicamente sul territorio a scopo preventivo. L'erogazione dei fondi del 110% per le ristrutturazioni sta mettendo pressione nell'organizzazione del lavoro delle società che molto spesso tralasciano gravi inadempienze nel rispetto delle norme di sicurezza e lo sfruttamento del lavoro sommerso. In particolare sono stati controllati i cantieri nei comuni di Montegaldella e Longare, dove svolgevano l'attività 11 società. A 2 di queste è stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale per gravi inadempienze sulla sicurezza. Sono state riscontrate l'assenza di parapetti sulle impalcature con grave pericolo di caduta nel vuoto per gli operai e la mancata redazione del piano operativo di sicurezza. Inadempienze che sono state immediatamente sanate dalle imprese, consentendo la revoca della sospensione e la ripresa dell'attività lavorativa. E si lega a doppio filo con il tema dei cantieri quello del superbonus, con i rischi di truffe legate al 110%. Noi siamo vittime di questo metodo barbaro, incivile, di andare ad approfittare dei soliti bonus fiscali, eccetera. Quando si parla di bonus fiscali si parla di lavoro. Milioni di crediti che hanno fatto gola a tanti. Il super bonus 110% purtroppo è stato anche questo. Parla Armando Sartori, presidente Confartigianato Imprese Oderzo Motta. I bonus fiscali, dice, hanno avuto il limite di non essere strutturali, ma solo interventi a spot. Sul territorio infatti non esiste forza lavoro tale da poter soddisfare tutte le domande che sono arrivate e sono state accolte. C'è più gente che lavora negli uffici che non quelle che lavorano sui cantieri. Ok, questo è il problema. Ma il cappotto e la pompa di calore e i serramenti li fai con la gente, con le imprese che lavorano nei capannoni o sulle impalcature. Ho paura effettivamente perché tante di queste società sono nate ma poi non avevano alle spalle la forza lavoro. Noi di Confartigianato l'abbiamo visto. Da qui il modus operandi del consorzio Casa Zero che chiudeva asseverazioni senza aver fatto i lavori. L'associazione avverte è importante avere un contatto diretto con le ditte operanti e diffidare delle ditte che offrono lavori chiavi in mano. Chiedete soprattutto a fronte della proposta chi sarà l'impresa che mi farà il lavoro. Perché giustamente diceva il colonnello della Guardia di Finanza, c'è lo SPID eccetera, ci sono tanti controlli, però anche il semplice controllo di chiamare la ditta che dovrebbe essere chiamata a fare il lavoro e magari scoprire dalla ditta stessa che ti dice guarda che io prima di un anno e mezzo, quel cappotto lì non posso venirtelo a fare, perché questi oggi sono i tempi. Sono temi davvero importanti che continueremo a seguire con la nostra informazione per poterveli raccontare, approfondire ogni giorno qui nel Focus TG e nei nostri telegiornali. Adesso però facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo anche oggi in onda in diretta per informarvi di quello che sta accadendo in Veneto. Siamo nella corposa pagina della cronaca, tantissime le notizie che arrivano dalla nostra regione, già trasformate dalle redazioni del gruppo Media Nord-Est in servizi, notizie, approfondimenti. Andiamo nel Vicentino dove è stata denunciata una ladra specializzata nel rubare portafogli a signore anziane.
Recoaro. Ladra seriale di portafogli denunciata dai carabinieri, agiva ai danni di anziane signore mentre erano a fare acquisti. 7 i furti tra maggio e giugno in cui le anziane vittime denunciavano la scomparsa del portafoglio con somme di denaro e bancomat, mentre erano al supermercato, in canonica, dal parrucchiere e anche in un negozio di calzature. Le somme sottratte si aggirano tra i 20 e i 300 euro e in 3 casi anche le carte bancomat. Carte che la donna denunciata utilizzava per compiere piccoli prelievi di denaro con sistema contactless prima che venissero bloccate dalle rispettive proprietarie vittime del furto. Veniva così sottratta una somma complessiva di 250 euro. Gli elementi investigativi raccolti hanno permesso di denunciare la donna all'autorità giudiziaria di Vicenza per furto con destrezza e indebito utilizzo di carte bancomat. Il tragico incidente accaduto a Pago in Croazia sabato scorso pronti a rientrare in Italia uno dei 7 giovani feriti nello scontro costato la vita ad Andrea Bellingrado, 19enne di Corte di Piove di Sacco. A darne notizia appunto il sindaco di Piove di Sacco, Davide Gianella, che ringrazia l'UL6 e l'ospedale piovese che ha organizzato l'accoglienza qualificata della giovane che sarà curata nel reparto di ortopedia. Allora andiamo avanti con la cronaca, un'altra notizia che ci arriva dalla Guardia di Finanza di Verona. La Guardia di Finanza di Soave, nell'ambito di un'attività congiunta con i Vigili del Fuoco, ha sottoposto a sequestro un locale notturno della zona dell'est veronese. Oltre a gravi irregolarità accertate appunto dai pompieri in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, i finanzieri hanno denunciato 15 lavoratori, identificato 15 lavoratori, di cui 7 erano impiegati in nero. Uno è risultato anche percettore di reddito di cittadinanza e conseguentemente sarà denunciato per indebita percezione di erogazioni pubbliche. Chiudiamo per ora la pagina della cronaca, ovviamente pronti a riaprirla non appena dovessero arrivare notizie dalle nostre redazioni o dai lanci di agenzie nazionali, e andiamo a vedere un tema molto complicato, molto discusso anche in questi giorni. Una donna di 69 anni di Spinea, malata terminale, ha deciso di andare in Svizzera per concludere la sua esistenza. Si è fatta aiutare da Marco Cappato, che ancora una volta si autodenuncia. La donna ha lasciato il suo, possiamo chiamarlo, testamento in un video che sta facendo davvero molto discutere. Noi raccogliamo queste istanze e ve le proponiamo per poter approfondire questo tema. Io avrei sicuramente preferito finire la mia vita nel mio letto, nella mia casa, tenendo la mano di mia figlia e la mano di mio marito. Purtroppo questo non è stato possibile. E quindi ho dovuto venire qui da sola. Io adesso mando un saluto a tutti quelli che mi hanno voluto bene e mi vogliono bene. Li abbraccio tutti. Ciao. Prima di morire Elena ha voluto raccontare in un video la sua storia, la sua sofferenza. Questa mattina è morta a Basilea, in Svizzera. Nel 2021 le è stato diagnosticato un microcitoma polmonare. Poche speranze, le avevano detto i medici, e lei ha combattuto fino a quando ha avuto una sentenza inappellabile. E mi è stato detto che per me c'erano pochi mesi ancora di sopravvivenza. E mi è stata descritta anche una situazione che via via sarebbe diventata sempre più pesante. Così Elena, che ieri abbiamo chiamato Adelina per rispettare la sua volontà, ha pensato, ha parlato con la sua famiglia, ha spiegato la sua scelta. A questo punto io, mettendo in pratica una convenzione che avevo già in tempi non sospetti, prima che succedesse tutto questo, ho deciso di valutare la possibilità di terminare io la mia vita prima che lo facesse in maniera più dolorosa la malattia stessa. Questa decisione è sempre stata mia. Mi sono trovata davanti ad un bivio, racconta Elena, la voce provata. A un certo punto della mia vita io ho dovuto scegliere se, trovandomi davanti a un bivio, volevo percorrere una strada che era più lunga ma portava all'inferno,
o se volevo invece scegliere una strada più breve che mi avrebbe portato qui, a Basilea. Elena ha scelto. Sono sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e debba farlo anche sulla propria fine, senza costrizioni, senza imposizioni, liberamente, e io credo di averlo fatto dopo averci pensato parecchio. È stata accompagnata da Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, che tornando in Italia si è presentato dai carabinieri per autodenunciarsi e rischia fino a 12 anni di carcere con l'accusa di aiuto al suicidio. E arriva la conferma dall'ANSA, il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, è arrivato alla stazione dei Carabinieri vicino a Piazza Duomo a Milano per autodenunciarsi dopo aver accompagnato la signora Elena, malata terminale di cancro, al suicidio assistito in Svizzera. Le prime parole di Cappato sono queste: oggi mi reco alla caserma dei Carabinieri per raccontare l'aiuto fornito a Elena, senza cui non sarebbe stato possibile arrivare in Svizzera. Spiegherò ai Carabinieri che per le prossime persone che ce lo chiederanno, se saremo nelle condizioni di farlo, aiuteremo anche loro. Sarà poi compito della giustizia stabilire se questo è un reato o se c'è la reiterazione del reato o se c'è la discriminazione, come noi riteniamo, tra i malati. E assieme a Cappato c'era l'avvocatessa che segue l'associazione Coscioni. Dicevamo un tema molto complesso, un tema di rilevanza nazionale, un tema che ha delle implicazioni poi morali, personali, ma che necessita sicuramente di una presa di coscienza da parte anche delle autorità. Ne hanno parlato i nostri colleghi con i cittadini, con i concittadini della persona che ha fatto la scelta di cui abbiamo appena parlato. Siamo stati a Spinea, sentite cosa ci hanno detto. Immagino che la situazione sia diventata insostenibile sia per la signora che per la famiglia, per cui non posso che pensare bene, nel senso che se hanno la possibilità lo facciano. La storia di Elena, residente nel veneziano, che ha scelto di recarsi a Basilea in Svizzera per sottoporsi al suicidio assistito, riapre il tema problematico della legalizzazione dell'eutanasia. Può la società con le sue leggi codificare se e quando un uomo ha diritto o meno di continuare a vivere? È proprio questa la domanda che abbiamo rivolto ai cittadini a Spinea, città in cui Elena viveva con suo marito e sua figlia. Che se uno decide di togliersi la vita, se lo sa di fare, ben venga per lui. Ognuno è libero di fare le sue scelte. Certo. Ha fatto bene, perché è inutile soffrire se si sa già in partenza che non c'è niente da fare. Perché se un animale soffre tanto abbiamo da padroni il diritto di togliergli le sofferenze e noi umani no. Perché sempre e comunque una legge deve decidere per le nostre vite, non possiamo essere noi liberi di scegliere. La signora Elena aveva metastasi molto profonde che si erano determinate nel tempo. Era pienamente capace di autodeterminarsi, ma non era ancora sottoposta a trattamenti di sostegno vitale per poter accedere al suicidio medicalmente assistito in Italia. Questa è una discriminazione tra malati, una discriminazione che da domani, con l'autodenuncia di Marco Cappato presso la stazione dei Carabinieri, sarà posta all'attenzione della magistratura. La signora Elena era una donna molto forte, estremamente lucida. In merito alla storia di Elena interviene anche la sindaca di Spinea con una riflessione sul tema etico su cui ognuno di noi è chiamato in maniera strettamente personale. E proprio l'ultimo saluto e abbraccio finale di Elena nel videomessaggio, la sindaca avrebbe voluto rispondere con un abbraccio abbastanza forte da farglielo sentire. Dopo averci pensato parecchio. Andiamo avanti con il telegiornale, cambiamo argomento, andiamo a Padova dove ci sono stati i funerali di Luigi Zanesco, padre dell'oncoematologia pediatrica, persona molto stimata, molto amata, non solo in città.
La bara coperta di fiori bianchi, il feretro di Luigi Zanesco, il padre dell'oncoematologia pediatrica scomparso sabato all'età di 87 anni, un grande uomo prima che un grande maestro, scortato a spalla nel cortile antico per l'omaggio dell'Alzabara che l'Università di Padova tributa ai suoi docenti, il passo scandito dalla campana della Torre del Bo. A ricordarlo davanti alla moglie, alle figlie, alla rettrice dell'Università Daniela Mappelli, Giorgio Perilongo, attuale direttore del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino dell'azienda Ospedale Università di Padova. Non l'unica voce a levarsi silenziosa davanti a un uomo che senza mai arrendersi ha dato una speranza a chi speranza non aveva, i bambini malati di leucemia. Dal Bo il feretro di Luigi Zanesco è partito per il Duomo di Padova, dove la città si è stretta alla famiglia. Il professore riposerà ad Asolo, dove sarà sepolto in forma strettamente privata. Ricordiamo che l'Alzabara, il saluto nel cortile del Bo è un privilegio, passateci il termine, un modo che ha la città di Padova per salutare i suoi figli eccellenti che se ne vanno nel luogo probabilmente più ricco di storia, cultura, tradizione, ma anche di vita della città stessa. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, abbiamo ancora tantissime notizie da darvi. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. La pagina della cronaca ci ha portato le ultime notizie dalla nostra regione. Adesso entriamo in una pagina un po' diversa perché ricordiamo un mese fa l'inferno, quello che è stato chiamato l'inferno della Marmolada, un seracco si è staccato dal ghiacciaio travolgendo gruppi di escursionisti, alpinisti che stavano salendo lungo la via normale. Ci sono stati 11 morti, di cui 8 residenti in Veneto. Abbiamo visto il cordoglio, i funerali, il dolore, tutte le fasi del recupero, del tentativo anche di recupero dei resti di chi era rimasto coinvolto in questa immane tragedia. Dicevamo è passato un mese, vediamo che cosa è cambiato. Sono passate da poco le 13 di domenica 3 luglio. Il ghiacciaio della Marmolada è meta di numerosi escursionisti, chi impegnati nella salita, chi nella discesa. Fa caldo, in vetta a oltre 3.000 metri di quota il termometro segna più di 10 gradi. D'un tratto un boato simile al passaggio di un jet. Il respiro di chi si sta rinfrancando della fatica al rifugio si ferma. Una montagna di ghiaccio, sassi e acqua piomba a valle a una velocità stimata in 300 km/h. Cancella la morfologia dei luoghi, strappa alla vita 11 escursionisti. 8 sono i veneti, 4 vicentini, Filippo Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo e Nicolò Zavatta, 2 padovani, i coniugi Davide Miotti e Erika Campagnaro, i fidanzati Emanuela Piran e Gianmarco Gallina, lei di Bassano, lui di Montebelluna. Dalle 15 in poi si susseguono i tweet del Suo e del Veneto e ribattono istantanea di un pomeriggio funesto. Sul ghiacciaio si accendono i riflettori dei media che arrivano da tutto il mondo. Le più alte cariche dello Stato salgono fino a Canazei, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, la Presidente del Senato Casellati e alla loro presenza si unisce quella virtuale del Capo dello Stato e del Papa. È finita nel peggiore dei modi, affermerà una settimana dopo il Presidente Zaia quando gli accertamenti dei RIS di Parma mettono nero su bianco le comparazioni dei DNA repertati in 6 giorni di ricerche. Una delle più brutte pagine di storia delle nostre montagne, una tragedia che si fa ancora fatica ad accettare, tantomeno a comprendere. Quella è stata una tragedia. Ci ha colpito particolarmente, non era mai successo un evento del genere e ci fa aprire gli occhi anche su questi cambiamenti climatici importanti che non vanno
vanno trascurati. Sono i glaciologi in quei giorni a spiegare come quel seracco sia scivolato, sospinto dall'acqua che scorreva ai suoi piedi. L'immagine di quel buco enorme di un azzurro accecante si staglia sopra il lago di Fedaia. Sono i giorni delle ricerche, prima con i droni, poi con le squadre attrezzate che setacciano palmo a palmo la frana che restituisce brandelli di vita. Testimoni diretti e miracolosamente scampati alla tragedia affidano alle pagine della rivista francese Montagne Magazine il racconto del dramma, il frastuono dell'esplosione della calotta di ghiaccio 100 metri sopra le loro teste, l'aiuto dato ad Alessandra De Camilli, compagna inseparabile di Tommaso Carollo. Il 9 luglio si commemora la tragedia nel giorno in cui il numero delle vittime diviene ufficiale e definitivo. Il cordoglio e la commozione uniscono, urlano l'esigenza di politiche e interventi urgenti per contrastare il cambiamento climatico. Il ghiacciaio della Marmolada ancora oggi è inaccessibile, non le aree contermini. Il ghiacciaio è giustamente interdetto, chiuso e bisogna assolutamente prestare la massima attenzione. L'importante è che non ci sia in questo momento chi si avventura sul ghiacciaio, perché laddove è successa una cosa del genere bisogna prestare attenzione indubbiamente. Torniamo in pianura, andiamo a Noventa Padovana, dove Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende ci aspettano in diretta per raccontarci gli esiti dell'incendio, di quello che è avvenuto ieri in casa di Alex Zanardi. Tanta paura, tanta pressione anche in paese. Siamo andati proprio a Noventa Padovana per sentire cosa si dice in giro. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando, buongiorno telespettatori. Sì, davvero grandissimo affetto a Noventa Padovana per Alex Zanardi. Abbiamo raccolto varie testimonianze. Alle 5 il fumo nero e anche l'odore acre che si avvertiva in questa zona del paese ha messo in allerta tutti i 12.000 abitanti, sia le persone che vivono vicino alla residenza di Alex Zanardi, ma anche tutto il paese, in cui è iniziato a susseguirsi proprio un tam tam di rimpalli, di messaggi per capire che cosa stava accadendo, quali erano soprattutto le condizioni di Alex Zanardi, che è davvero un campione amatissimo. Tutti ce l'hanno descritto come un grande uomo, cordiale, simpatico, pronto a salutare, a parlare con chiunque. Ma che cosa è accaduto? Erano circa le 17 di ieri, quando probabilmente un surriscaldamento dei pannelli fotovoltaici, che non sono visibili perché si trovano dall'altra parte del tetto, mentre è ben visibile il tetto annerito, un cortocircuito ha causato appunto un principio di incendio che ha interessato più di uno dei pannelli dell'abitazione. Sono scattati i soccorsi, infatti tutto il paese ha sentito e ci racconta di aver sentito l'arrivo dei vigili del fuoco e poi dei carabinieri che sono stati qui, tra l'altro i vigili del fuoco anche molto a lungo. L'abitazione è stata dichiarata agibile, ma i familiari di Alex Zanardi hanno preferito, anche per il rischio di stacchi della corrente elettrica, trasferirlo a Vicenza, dove è stato accolto all'ospedale San Bortolo nel reparto da cui era rincasato, ritornato qui a Noventa solo a Natale dello scorso anno, dopo l'incidente, ricordiamo, tragico sulle strade della provincia di Siena, avvenuto il 19 giugno del 2020. Di fatto un incidente per fortuna non grave, un incendio non grave. Per tutta la mattina noi siamo stati qui già un paio di volte, si sono susseguiti tecnici, sopralluoghi di tecnici delle assicurazioni, ma anche dei periti, e adesso sta entrando, avete visto le manovre di un camioncino che è appena arrivato, quindi si sta celermente provvedendo ovviamente a sistemare il tutto. Ti ripeto Ferdinando, davvero è stata anche un'emozione capire quanto affetto ci sia intorno, ma anche quanto desiderio di tutela, di protezione nei confronti di questo grande uomo e di questo grande campione in questa che è la sua città. Chiara, una domanda sorge spontanea. Delle condizioni di salute cliniche di Alex Zanardi, arrivano saltuariamente dei bollettini che sono comunque molto scarni, perché la privacy è stata sempre tutelata tantissimo dalla famiglia. C'è un cordone molto importante attorno al campione, però immaginiamo che in paese, a Noventa Padovana
Padovana, dove tutti lo conoscono, dove tutti gli vogliono bene, insomma possa filtrare qualcosa sulle sue condizioni di salute. Effettivamente filtra qualcosa o c'è davvero questo modo di protezione così forte nei confronti di una persona tanto amata? Lo capiamo anche dalle tue parole. Sì, no, ti confermo che è il massimo il riservo. Anche la famiglia ieri aveva tentato in tutti i modi di proteggere la fuga della notizia, ma è stato di fatto impossibile. Davvero credo che questa notizia non si diffondesse in un batter d'occhio in tutta Noventa Padovana. No, c'è massimo riservo sulle condizioni di salute. Ci hanno detto le persone che abbiamo incontrato che ovviamente dal 2020 non l'hanno più visto ed era frequente, insomma, l'uscita in paese di Alex alla ricerca dei cani, oppure che ne so, per andare all'edicola ad acquistare riviste di motori di cui ovviamente è grande appassionato. No, sulle condizioni di salute c'è davvero un massimo riservo da parte della famiglia e direi anche davvero un grande rispetto, un grande pudore da parte dei cittadini di Noventa, che sul fatto insomma che il principio di incendio interessasse proprio l'abitazione del loro concittadino più amato non sono riusciti a far silenzio, ma ti assicuro insomma che stanno proteggendo e tutelando tutte le magari anche le indiscrezioni che possono avere, immaginiamo che abbiano, insomma il paese è davvero piccolo, però c'è grande protezione e grande tutela attorno a questa figura. Ti racconto solo un particolare: abbiamo incrociato una signora questa mattina che abita a ridosso sostanzialmente dell'abitazione di Zanardi, ma non ha voluto rilasciare nessuna intervista al microfono e ci ha raccontato i suoi occhi azzurri, mi salutavano sempre con calore, io magari lo incrociavo al supermercato, non gli rivolgevo il saluto appunto un po' perché imbarazzata, ed era sempre lui a dirmi: signora, buongiorno, come sta? Ecco, questo è Alex Zanardi, davvero un grande uomo prima che un grande campione. Per chi ha avuto la fortuna, la sorte di incontrarlo, anche magari solo per un'intervista, parlo per esperienze professionali di noi giornalisti, insomma una persona davvero di grande spessore, e ovviamente l'augurio di poterlo rivedere presto fuori, presto in salute. Chiara, prima di lasciarvi andare saltiamo un po' di palo in frasca, perché cambiamo argomento al volo. Siamo nella pagina delle emergenze anche climatiche, delle emergenze di quello che sta succedendo. Noi abbiamo i dati che vedremo fra poco con i nostri telespettatori in arrivo dal Veneto. Voi che siete fuori da questa mattina e anche nei giorni scorsi, è già arrivata l'ondata di caldo che è stata annunciata, o si sta comunque discretamente all'aperto? Allora, in questo momento si sta ancora discretamente, soprattutto perché devo dire che il collega Cristiano Caiende, con cui sono, ha un radar particolare nel selezionare le zone in cui possiamo essere all'ombra, e la qualità dell'immagine è più che discreta, perché ovviamente noi non possiamo mica farci vedere in ombra, insomma sarebbe ovviamente un brutto vedere, sarebbe proprio poco professionale. Devo dire però che rispetto a ieri, soprattutto la quantità di umidità percepita sicuramente a Padova è aumentata. Ieri a quest'ora si stava decisamente meglio anche quando mi sono mossa da casa questa mattina. Nei giorni scorsi, allora, la felpa è un sogno, ed è stato un sogno anche nei giorni precedenti, però l'aria è decisamente più calda. Io temo che purtroppo insomma nel fine settimana torneremo a quanto annunciato, parlano di un altro Caronte se non sbaglio i bollettini del meteo, e Padova in questo ha battuto vari record. Ricordiamo che la settimana scorsa ad Agna si sono toccati quasi 40 gradi, stiamo parlando della zona sud della provincia di Padova. Effettivamente Padova può vantare Galzignano, che per una conformazione particolare spesso nella stazione ARPAV di Cademia porta i record estivi poco invidiabili. Quindi ringraziamo Chiara Gaiani, Cristiano Caiende per questo collegamento. Ovviamente se ci saranno novità riguardanti questa notizia abbiamo Chiara che ci fa un cenno per tornare in linea. Chiara, avevi qualcosa ancora per noi? No, era un saluto. Allora,
Allora, andiamo avanti stavamo parlando del meteo e vediamo i dati che ci arrivano dall'ARPAV. Sono i massimi, gli estremi della giornata di ieri: 34 gradi a Treviso città, temperatura minima 17,2 a Farra di Soligo, vento sulla zona del Garda del Veronese e 2 gocce proprio per gradire a Cittadella. Questi sono gli estremi, sono temperature decisamente in crescita rispetto alla pausa che ci aveva concesso il meteo nei giorni scorsi. Ovviamente si parla dell'arrivo di una nuova ondata di caldo che dovrebbe toccare il suo picco già fra domani e sabato. Vedremo se sarà come quella della settimana scorsa, che aveva portato quasi i 40 gradi. Qui si potrebbe arrivare intorno ai 37, 38 ovviamente. Staremo attenti ai dati per poterveli fornire qui in diretta. Adesso torniamo in montagna, perché c'è la zona dell'altopiano dei 7 comuni che ha un grave problema con i selvatici, con i branchi di lupi che imperversano ormai da tempo in tutta l'area. Si era partiti con le predazioni di asini, cavalli, pecore, animali anche da compagnia come i cani nel periodo immediatamente precedente all'estate. Adesso sono tornati i lupi a predare gli animali dell'alpeggio anche a pochissima distanza dai parcheggi da dove si spostano i turisti. Vediamo il servizio. Predata a 2 passi da uno degli snodi turistici più importanti dell'altopiano dei 7 comuni. Aggredita, sventrata, ancora viva eppure divorata dai lupi a poche decine di metri dalle auto dei vacanzieri e dei visitatori di quel lembo dell'altopiano che va da Gallio all'Ortigara. Si è consumata a Campomulo, letteralmente in vista del rifugio e degli impianti per lo sport invernale, l'ennesima predazione di questa estate ai danni delle malghe che mantengono il presidio della tradizione dell'alpeggio. Un capo di malga busafonda è stato trovato ormai privo di vita in un prato a poca distanza dal parcheggio del rifugio e ancora una volta si torna a parlare della presenza di lupi nella zona dei 7 comuni, dove le predazioni si susseguono senza soluzione di continuità da settimane. E gli allevatori, i malgari, il comparto che vive in montagna e della montagna, assieme al turismo e ai residenti, lanciano un appello perché si trovi una soluzione a questa situazione. Sempre su questo tema abbiamo sentito già il sindaco di Gallio, che ci ha fatto una serie di proposte piuttosto importanti per risolvere la situazione. Arrivano nel frattempo altre notizie di predazioni addirittura fra le case, in questo caso di Asiago. Poi vedremo questa sera nel telegiornale tutte le informazioni. Scendiamo a Padova. Avevamo parlato nei giorni scorsi della situazione dei fiumi, dei corsi d'acqua in grave difficoltà anche sotto il profilo sanitario. Il sindaco di Padova firma un'ordinanza che vieta qualsiasi contatto con le acque dei canali interni. Vediamo perché. Sul tavolo della prima riunione dell'unità di crisi i dati degli inquinanti presenti nelle acque interne del comune di Padova, consegnati dai tecnici di ARPAV fianco a fianco con l'ordinanza sindacale di divieto di avvicinamento alle stesse acque di fiumi e canali. Nonostante il netto miglioramento della situazione, si prosegue. Sono dati che ci impongono l'emanazione da parte del sindaco di un'ordinanza circoscritta ai canali interni, quindi dal sostegno del Ponte dei Cavai, quindi dal Bassanello in poi, e tutti i canali interni al centro cittadino, quindi ne sono esclusi la parte del Bacchiglione, il canale scaricatore, il San Gregorio e quindi i canali, come dire, che girano intorno alla città. Divieto di contatto con l'acqua, divieto di pesca e poi divieto di alimentare gli animali nei pressi dei fiumi e invito ai proprietari di controllare la qualità degli eventuali scarichi da abitazioni private nel fiume e nei corsi d'acqua. I livelli dei canali interni sono saliti, complici le piogge sulla pedemontana e una manovra idrica messa in atto dal Consorzio di Bonifica. I controlli continueranno.
ARPAV continuerà nell'indagine, insomma, nei rilievi per monitorare il livello di salute delle acque, anche poi in situazione idraulica in evoluzione e quindi insomma il tavolo rimane ovviamente aperto. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Stiamo approfondendo i temi del caldo, della siccità, della mancanza d'acqua. Padova ha varato un'ordinanza per imporre a chiunque di non entrare in contatto con i canali interni. In altre zone invece l'acqua bisogna portarla con mezzi anche dispendiosi. Abbiamo visto nei giorni scorsi la decisione di alcuni imprenditori di chiudere le malghe, di chiudere la stagione dell'alpeggio anzitempo per la situazione ormai irrecuperabile dell'erba, del nutrimento per gli animali, soprattutto nell'area dei 7 comuni. Qualcun altro invece riesce ad avere l'acqua dall'acquedotto e sul Grappa bisogna portarla con le cisterne. Vediamo. Chiare, fresche e dolci erano le acque cantate da Francesco Petrarca. Di questi tempi dovremmo aggiungere anche altri aggettivi: poche, scarse o addirittura assenti. Senza la pioggia, che non cade in modo significativo ormai dall'autunno 2021, avere risorsa idrica a disposizione nelle zone di montagna richiede uno sforzo organizzativo e logistico non da poco. I volontari dell'AVAB Pedemontana del Grappa, Colli Asolani e Montello fungono di fatto da acquedotto mobile. Con un paio di mezzi riescono a trasportare fino a 250 ettolitri a viaggio. Abbiamo delle malghe che resistono 2 giorni con 25.000 litri, Cima Grappa che resiste un giorno con circa 10.000 litri, perciò adesso nel periodo luglio-agosto, che sono in ferie, Cima Grappa e altre malghe chiedono un viaggio al giorno. Le località da servire sono tante, i mezzi vanno sempre tenuti in perfetta efficienza anche per l'eventualità di incendi. Si arriva dappertutto o quasi, ma con grande dispendio di energie e tempo. Quest'anno è un problema delle gallerie, che dobbiamo fare il giro per il Monfenera per arrivare alla Malga Domador, Piz, Lago dei Mure e altri. Bisogna fare il giro dalla Pederoba, far tutta la salita, compreso il Palon, e per arrivare in Bocca della Forca, che dall'altra parte a Campocroce, se fosse aperto le gallerie, un'ora e un quarto, un'ora e mezza di viaggio in meno. La perizia di chi guida i mezzi e la volontà di mettersi a disposizione per molte ore al giorno per fornire anche ai più lontani un bene indispensabile come l'acqua rendono questo servizio ancora più meritevole e utile. Di questi tempi bisogna un po' ingegnarsi per trovare l'acqua anche dove non c'è. Abbiamo visto un esempio. Nella zona delle terme euganee invece si è deciso di mettere a disposizione le acque termali per un uso agricolo. Approvata in Consiglio Comunale a Montegrotto la mozione proposta dalla maggioranza per aprire un tavolo in regione per capire come poter usare l'acqua termale desalinizzata per irrigare, un modo per dare nuova vita all'acqua in ottica di economia circolare. Si stima che oltre 15 milioni di metri cubi d'acqua all'anno vengano emunti nell'intero bacino termale euganeo. Alcuni alberghi già desalinizzano quest'acqua e una volta desalinizzata la utilizzano con finalità irrigue per i giardini, per dar da bere ai fiori. Se questa bellissima usanza potesse essere messa a sistema per un ambito ancora più vasto, ecco che riusciremo a fronteggiare i momenti di siccità, perché l'acqua desalinizzata appunto potrebbe essere utilizzata anche con funzioni agricole irrigue. C'è anche un altro tema, quello dei sali. I sali potrebbero aprire una filiera economica legata alla cosmetica,
Questo per dire che in una perfetta identità di economia circolare l'acqua termale che da 3000 anni sgorga nel nostro territorio può essere utilizzata anche alla fine del ciclo produttivo, sia col calore per quanto concerne il progetto del teleriscaldamento che stiamo portando avanti nonostante le grandissime difficoltà burocratiche, e sia per fronteggiare l'emergenza idrica che purtroppo caratterizza questo nostro tempo. Collegato con il tema dell'acqua, del caldo, del meteo, della siccità, c'è quello della salute e c'è anche quello della presenza di zanzare nel territorio. Salgono a 49 addirittura i contagi da West Nile in Veneto. Vediamo. Aumentano i casi di febbre da West Nile in provincia di Padova. Sono arrivati a 39 ad oggi le persone infettate dal virus, mentre sono 4 i morti, 3 verificati e 1 in fase di accertamento. Ora in ospedale sono circa una ventina i pazienti ricoverati. Tra di loro anche 30 e 40 a testimonianza che non è una malattia che colpisce solo gli anziani. La provenienza dei pazienti riguarda tutta la provincia: Padova, Arzelgrande, Correzzola, Pontelongo, Selvazzano Dentro, Anguillara, Legnaro e Villafranca Padovana. Un virus che sta soppiantando i ricoveri per Covid, almeno nel reparto di malattie infettive. La direttrice Anna Maria Cattelan infatti sottolinea come questo virus stia impegnando molte energie nel reparto. Il consiglio che dà è di consultare subito l'ospedale o un medico in casi di febbre alta, cefalee, vomito e smarrimento. Ci arriva una notizia riguardante la positività al Covid di Donatella Rettore. L'annuncio su Instagram ha gettato nello sconforto i fan. Sono positiva, con sintomi, sto male e non ho altro da aggiungere, spero di farcela. Donatella Rettore ha il Covid e nella sua situazione il decorso è più complicato. A parlare è il marito Claudio Rego, musicista e compagno di vita da tanti anni. Donatella non sta benissimo, nel senso che forse facciamo corna, oggi verificheremo se è negativizzata, però essendo lei fragile perché è microcipenica, su di lei questi problemi che per persone che hanno una condizione di salute pressoché normale hanno un certo decorso. Su Donatella invece i tempi si allungano. L'umore non è dei migliori, prosegue Rego, anche perché questo stop forzato interrompe gli impegni seguiti al grande successo ottenuto da Rettore all'ultima edizione di Sanremo assieme a Dito nella piaga, ma la leonessa rock di Castelfranco non si arrende. Conoscendola posso soltanto dire che sicuramente Donatella dà un appuntamento a prestissimo a tutti, abbiate pazienza, cioè, arriva, ci mette un pochettino di più di quanto lei vorrebbe, però insomma arriviamo. E allora l'augurio di tornare presto a cantare e l'invito all'ottimismo è quello che Rettore stessa ha lanciato dai nostri microfoni qualche anno fa. Ogni ora, ogni minuto che voi passate malinconicamente buttato alle ortiche. Ciao da Rettore. Guarda dritto avanti a te. Sentite invece questa segnalazione che ci ha portato una nostra telespettatrice riguardante una situazione all'ULSS 7 Pedemontana. Al direttore generale vorrei dire con tutto il cuore: direttore, l'ospedale non funziona, sia cortese, lasci il posto a qualcuno che è più competente di lei. Mi scusi, però è così, perché si lamenta tutti, si lamentano tutti. Lo sfogo, condito da rabbia e lacrime, è quello di una paziente di 81 anni, operata a novembre al San Bassiano per un tumore, per poi, come ci racconta lei stessa, sentirsi completamente abbandonata dall'ULSS 7. Mi hanno dato la lettera di dimissione con la richiesta che dopo un mese dovevo fare dei controlli che adesso non ricordo di preciso, comunque, e fare una biopsia. Io sono andata,
La biopsia, l'esito non l'ho mai avuto, sono andata a richiedere una volta, 2 volte, mi è stato detto che il materiale era scarso. Allora io mi chiedo, se il materiale era scarso, perché non rifai la biopsia? A distanza di 8 mesi io non so ancora niente. Avete capito bene, la signora rivendica il diritto di sapere qual è il suo stato di salute, rivendica il diritto di essere curata. Entro 6 mesi avrebbe dovuto sottoporsi ad alcuni importanti accertamenti per poi tornare a visita, ma ad oggi ancora nessuna risposta dal CUP. Beh, ecco, io ho fatto gli esami delle urine che sono ancora là e sono scaduti. L'ecografia non l'ho fatta, la visita non l'ho fatta, ho sollecitato parecchie volte. Dal CUP l'unica risposta data alla signora è stata quella di scrivere una mail o compilare un modulo per le lamentele, con tutti i disagi che una persona di 81 anni può avere nel rapportarsi con la tecnologia. Pertanto ho detto no, adesso vado a TG Bassano. Adesso è un disastro in tutto. L'ecografia che non si fa, le visite che ti danno appuntamento dopo 1 anno, ma non esiste proprio. Direttore, diventa vecchio anche lei e vedrà. Anche in questo caso i nostri microfoni restano a disposizione di tutti. Con questo appello proseguiamo nella pagina della sanità. A Padova consegna gratuita di farmaci per gli over 65. Al via da venerdì il servizio di consegna gratuita di farmaci a domicilio per tutti gli over 65 residenti nel comune di Padova. Un'iniziativa voluta per favorire la terza età e cercare di combattere le ondate di caldo che anche ad agosto colpiranno il nostro territorio. Per aderire all'iniziativa basta contattare l'ufficio terza età del comune patavino al numero 049 820 50 88 dalle 9 alle 12 il lunedì, mercoledì e venerdì e dalle 15 alle 16:30 il martedì. Da agosto, in collaborazione con il Centro Servizi di Volontariato, che ringraziamo, e con le farmacie del territorio, partirà un innovativo servizio di consegna farmaci a domicilio a tutti gli anziani over 65 che ne faranno richiesta. Attivare il servizio è veramente molto semplice, basta chiamare il nostro numero di telefono che potrete trovare in tutte le indicazioni che saranno trasmesse dal Comune. Un'iniziativa che è stata realizzata anche grazie al CSV, il Centro Servizio Volontariato, che ha fatto da capofila e che ha coordinato le realtà coinvolte. Supportare e coordinare il più possibile le associazioni, che sono le vere protagoniste della solidarietà del nostro territorio, le tantissime associazioni e organizzazioni di volontariato che attraverso i loro volontari e volontarie arrivano a dare risposta ai bisogni delle persone più fragili. In questo caso in particolare le persone anziane, le più anziane, che specie se vivono sole possono avere difficoltà anche a recuperare i farmaci e con questo caldo possono trovare aiuto appunto attraverso il volontariato e qualcuno che gli porta i farmaci a casa. Vediamo prima di cambiare argomento se sono arrivati i dati in diretta dell'ARPAV, giusto per capire che strada stiamo prendendo. Eccoli qua. Allora, le temperature di poco fa in Veneto, siamo oltre i 32 gradi in molte zone, soprattutto nel Vicentino, Lonigo, vediamo Vicenza, Sant'Agostino 32 gradi e 2. Il resto del Veneto se la cava, a parte Treviso con ancora 32 gradi, questo succedeva più di un'ora fa, quindi è plausibile pensare che si salirà oltre i 34 gradi che rappresentavano il record di ieri. D'altronde è stato più volte annunciato dagli addetti ai lavori, dai meteorologi, che si arriverà a una nuova potente ondata di calore verso il fine settimana, quindi bisogna mettersela un po' via, come si dice in questi casi. Torniamo all'attualità e ai lavori, perché ci sono importanti novità per i cantieri a Vicenza.
Siamo nel quartiere San Lazzaro, quartiere densamente popolato in cui i servizi che riguardano le scuole sono molto richiesti dalle famiglie, al punto che di anno in anno ci sono liste d'attesa per gli asili nido e le scuole materne, liste che l'amministrazione cerca di compensare offrendo altre possibilità di inserimento, ma è corsa per dare risposta ai cittadini. Qui nella scuola Rossini c'è un cantiere ben avviato, abbiamo svuotato la scuola per poter aggiornare, anzi fare nuovo gran parte dell'impianto di riscaldamento, quindi caldaie nuove, mettiamo radiatori nuovi, poi tutti i pavimenti verranno riqualificati con colori vivaci perché siamo una scuola materna, questo ci tengo come insegnante, verranno rinfrescate le pareti e poi in corso d'anno, perché tutto non riusciamo a fare evidentemente nel mese di agosto, verranno aggiornati anche i serramenti. Questo perché un pochino alla volta ogni scuola di questo quartiere necessitava di interventi urgenti che aspettavano da tantissimi anni. Non è l'unico quartiere interessato dal restyling delle scuole comunali. Cantieri aperti per l'estate in vista della ripresa dell'anno scolastico, dalla scuola primaria Arnaldi a Sant'Agostino, scuola di confine, alla scuola secondaria di primo grado Muttoni, in cui saranno rifatti i serramenti, all'asilo Nido di Turra, in cui si punta con il rifacimento dei LED all'efficientamento energetico, e poi il mega cantiere della scuola primaria da Feltre, scuola storica del territorio. Abbiamo serramenti in scuole primarie e secondarie tipo l'Arnaldi, tipo la scuola Muttoni, abbiamo bagni alla scuola Zanella. Per la scuola Zanella finalmente abbiamo trovato la ditta che a breve comincerà il tetto, io spero già ai primi di settembre che venga avviato questo cantiere, quindi questa è una cosa che, su cui contiamo molto perché c'è estrema necessità. Interventi che puntano a dare risultati non solo in termini di comfort ma che guardano al futuro anche in termini di consumi e costi di manutenzione ridotti. Ogni anno l'amministrazione investe circa 1 milione di euro per le scuole, considerate che è molto, ma le scuole e le strutture sono tantissime e sono strutture che da tantissimo tempo non vedevano interventi importanti. Fortunatamente rincorrere determinati bandi sull'efficientamento energetico ci sta aiutando perché allora possiamo fare sia i serramenti, sia le luci, sia le caldaie, sia gli impianti. Rimaniamo a Vicenza, voi sapete, conoscete bene il rapporto fortissimo che c'è fra Rete Veneta e i telespettatori, i cittadini, ci arrivano tantissime segnalazioni ogni giorno che riguardano tanti aspetti del vivere quotidiano. Abbiamo visto poco fa una segnalazione di sanità, vediamo adesso l'esito di alcune segnalazioni riguardanti i residenti di San Bortolo. Quartiere San Bortolo, un'area di pregio affollata a ridosso dell'ospedale, dove tra i vari problemi segnalati dai cittadini è cronica la mancanza di parcheggi auto. Sì, siamo stati fortunati a trovare parcheggio. C'è effettivamente una carenza in quel senso lì. Zone blu che diventino bianche in maniera da dare la possibilità a tutti di parcheggiare anche sotto casa. Il Comune nel frattempo ha messo a disposizione 2 nuove aree di sosta ricavate nel primo stralcio dei lavori di riqualificazione della ex centrale del latte, un'area strategica degradata su cui i residenti contano per il rilancio economico e sociale del quartiere. L'ex centrale del latte sicuramente c'è bisogno di finirla. Esatto, so che ci sono dei progetti, sembra che stiano andando un po' troppo per le lunghe. Cosa le piacerebbe diventarsi? Un parco o comunque una zona verde. Cosa ne pensa il comitato di cittadini? Siamo ovviamente, come avevamo già richiesto, contenti che ci sia l'apertura. Se devo essere critico nei riguardi di questo tipo di intervento, diciamo che noi lo volevamo meno impattante, cioè che prevalesse il verde rispetto al cemento. Avremmo voluto che fossero a spina di pesce perché era meno impattante, era più facile da manovrare per coloro che parcheggiavano. Per fare un soccorso devi avere tutta quest'area, è tutto cemento. Se tu la facevi più ridotta questa, probabilmente ne guadagnava il verde lì. Insomma, un bel intervento, sicuramente a norma, ma il mancato coinvolgimento diretto dei cittadini lascia spazio a molte critiche. Ecco, c'è troppo cemento, sembra quasi ad arrivare a un centro commerciale invece di un'oasi di tranquillità e serenità. Per cui adesso noi speriamo che quando ci sarà il più cospicuo
secondo stralcio si possa intervenire. Noi avevamo anche proposto quantomeno su tutta quest'area di quasi 12.000 metri quadri che ci fosse una piastra anche per i ragazzi, una piastra polivalente che potessero anche giocare. Quindi chiediamo anche di essere interpellati perché magari non è prevista questa piastra. Allora, siccome non vediamo, almeno siccome l'abbiamo seguita dal 2005, penso che parlare insieme, 4 teste pensano meglio di 2. Bene, messaggio ricevuto. Fedeli alla nostra mission porteremo questa richiesta direttamente al sindaco Francesco Rucco. La questione quindi non finisce qui, ma continua. Restiamo nell'area berica, parliamo ancora di lavori, ma di asfaltature in questo caso. Il piano annuale asfaltature di Arzignano entra nel vivo, 1.300.000 euro di interventi che spaziano dalla periferia al centro, volti a rendere il manto stradale fruibile e sicuro per automobilisti e cittadini. Riqualificazione della rete viaria che riguarda anche le frazioni nelle zone in cui il manto risulta più dissestato. Con Via dell'Industria è iniziato il piano asfaltature del 2022, un piano che prevede un impegno di spesa pari a 1.300.000 euro. Con questi interventi andremo a sistemare le strade più ammalorate con maggiori criticità. Continueremo nelle prossime settimane con Via Seconda Strada nella zona industriale, la quale rientra nel programma di sistemazione della stessa zona industriale e delle vie relative. Infine andremo all'interno delle frazioni e dei tratti del paese per sistemare ogni criticità. Iniziati i giorni scorsi quelli del piano estivo in notturna per evitare i disagi alla circolazione che riguardano la bitumatura del secondo tratto di Via dell'Industria e il tratto di Via Vicenza, compreso tra Via Palladio e Via Fermi. L'asfaltatura di Via dell'Industria, questa arteria importante e strategica per la città ma anche per tutta la valle, è molto trafficata, e poi una parte anche di Via Vicenza che rappresenta un po' l'entrata nella nostra città. Abbiamo deciso, e come promesso, di fare appunto i lavori di notte proprio per portare meno disagio possibile alla viabilità. Dai cantieri al consumo di suolo il passo è davvero molto breve. Si sa che in Veneto il tema del consumo di suolo è molto importante, molto sentito. È sentito in questo periodo in particolar modo a Bassano del Grappa, dove ci sono 2 progetti distinti per un maxi insediamento in quello che viene definito come l'ultimo lembo della campagna bassanese. Le forze politiche, i cittadini, le associazioni, i gruppi e addirittura Coldiretti si sono già espressi negativamente riguardo a questo progetto. Sentiamo perché. Le centinaia di migliaia di metri quadrati di capannoni, asfalto e cemento che potrebbero soffocare l'ultimo lembo di campagna bassanese sono il sintomo di un malessere più ampio, un male che affligge Bassano e che potrebbe addirittura aggravarsi. È un'emergenza vera e propria, è un cancro, una metastasi urbanistica nel nostro territorio, a livello nazionale, anzi a livello globale, ma soprattutto anche a livello bassanese. Secondo gli ultimi dati, infatti, il consumo di suolo a Bassano raggiunge il 25% del territorio, che sale al 40% se si escludono le aree collinari e montane. A questo punto ci chiediamo come possano esserci dei dubbi o delle titubanze nei confronti di questa operazione da parte dell'amministrazione, che ha tutte le associazioni che si sono già espresse contrariamente, ai quartieri che si sono espressi molto chiaramente opponendosi a questo, e abbiamo anche una categoria economica come Coldiretti che è completamente coinvolta in questo, che dice no, quel suolo non va toccato. Le associazioni invitano altre categorie e altri gruppi di opinione a prendere posizione prima del Consiglio Comunale, nel quale verrà trattato definitivamente il tema di San Lazzaro. I consiglieri dovranno schierarsi e dovranno dire chiaramente quello che pensano. Noi faremo pressione il più possibile fino a quel punto perché anche nella Giunta e nell'amministrazione comunale non ci sia più nessun dubbio. Una corsa contro il tempo, quindi, iniziata forse troppo tardi. Già, perché sono in molti ad accusare l'amministrazione di Elena Pavan di aver condiviso male e fuori tempo massimo i temi del maxi intervento di San Lazzaro con il quartiere e la città.
Noi lamentiamo in questo periodo in particolare una carenza di partecipazione e di confronto. Con temi così importanti sarebbe fondamentale che l'amministrazione possa sentire, ascoltare i quartieri, le associazioni, tutti i cittadini interessati e competenti sul tema. E invece questi passaggi non ci sono. Sembra quasi che sia un discorso un po' segreto, addirittura non si sanno i passaggi, quando sarà la conferenza dei servizi, come saranno i tempi. Andiamo a Venezia adesso e parliamo di storia e cultura, perché torna in auge il cosiddetto toquetón del vecchio campanile di San Marco. Il più grosso frammento superstite del campanile di San Marco, crollato il 14 luglio 1902, è stato dichiarato di interesse culturale dalla Soprintendenza di Venezia. Non solo è l'unico elemento strutturale noto del campanile antico, ma è anche l'unico potenzialmente in grado di fornire preziose informazioni cronologiche sulla sua costruzione. Il riconoscimento del cosiddetto toquetón, conservato da più di un secolo nel giardino di Palazzo Berlendis a Dorsoduro, suggella le celebrazioni che si sono tenute in città in occasione dei 110 anni dalla ricostruzione di uno dei monumenti più noti di Venezia. A riportarlo sotto i riflettori Vittorio Baroni, che, contattato dagli attuali proprietari del giardino, ha ricostruito anche le vicende di Salvatore Arbib, esploratore, commerciante e collezionista, che nel 1902 rispose all'invito del Comune di Venezia a comprare i pezzi più importanti in cambio di un'offerta che avrebbe contribuito alla ricostruzione del monumento. Il pezzo acquistato da Salvatore Arbib allora, oggi potrà rivelare molti segreti della storia del vecchio campanile. E i segreti della Madonna miracolosa di Foggia sono raccontati in un libro. Un amore che dura da secoli, una fede che non viene scalfita nemmeno dalla modernità. Foggia si affida alla sua Madonna miracolosa, oggi come ieri, di fronte alla siccità e alla pestilenza. Oggi dobbiamo ritornare veramente alle vecchie abitudini. Questa Madonna è una Madonna venerata perché effettivamente negli atti dei notai è sempre denominata Madonna miracolosissima. Questo, voglio dire, è un dato di fatto, perché la gente si rivolgeva alla Madonna, poi sarà stato quel che sarà stato, se mancava l'acqua arrivava con la pioggia, se c'era la peste la nostra gente veniva preservata. Una storia lunga e salda, approfondita in un volume da Luigi e Gabriele Menegatti. Un libro che vede la luce in un'epoca nella quale le genti della montagna si affidano nuovamente al loro caposaldo, alla loro avvocata celeste. Abbiamo voluto recuperare tutte le informazioni che riguardano un'antica statua molto venerata qui dalla nostra gente, molto venerata dalla gente che abita nel paese e dagli emigranti. Nell'infinito gioco di corsi e ricorsi storici può accadere anche che la processione della Madonna miracolosa di Foggia venga annullata a causa del Covid per essere riproposta nel 2026. E guarda caso è capitato quello che era già capitato nel 1916, quando il paese è stato sfollato e quindi, nonostante l'organizzazione fosse già pronta, la gente era tutta profuga e quindi a distanza di 100 anni stiamo vivendo un'altra tragedia. Nonostante la processione sia stata rinviata dagli eventi ben noti, il rapporto delle genti di Foggia con la Beata Vergine resta sempre fortissimo. Abbiamo due Madonne. Una, il testo è dedicato alla scultura lignea, la cui origine è quasi misteriosa, avvolta dalla leggenda. L'altra è che la chiesa è intitolata alla Madonna Assunta, quindi abbiamo un culto radicato della Madonna. Un rapporto indissolubile anche per i figli e i nipoti di chi se n'è andato dall'altopiano tanti anni fa. Figli e nipoti che hanno potuto seguire a distanza un così importante evento sulla Madonna miracolosa di Foggia. Quest'anno abbiamo voluto, anche con un anno di ritardo, presentare questo libro alla nostra gente di Foggia e alla gente che abita in Australia, in America, in Brasile. Chiudiamo con una notizia che ci conferma quanto ancora ci sia da scoprire in questo Veneto. Archeologi subacquei trovano un allevamento di ostriche del I e II secolo a.C. collegato alla villa romana di Lio Piccolo nel comune di Cavallino Tre Porti, dotata addirittura di piscine per l'acquacoltura. E questa è un'ipotesi preliminare affascinante su cui sta lavorando il team che ha effettuato questo ritrovamento incredibile.
ce lo conferma l'ANSA, se ne stanno occupando i nostri giornalisti, ne sapremo di più nel corso della nostra informazione. Prima di chiudere vi ricordiamo che per quanto riguarda i dati Covid sono 5.505 le nuove positività riscontrate con i tamponi di ieri, che portano a 84.482 i casi attualmente positivi in Veneto. A questo punto noi ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi, gli operatori tecnici che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto, ringraziamo voi per essere stati con noi, vi ricordiamo TG Bassano e TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo naturalmente un buon pomeriggio.